Ciao dal Madagascar. Siamo nella foresta di Andasibe, nella parte centro-orientale del Madagascar, dove ci sono appunto le ultime foreste pluviali. Abbiamo incontrato un organismo veramente particolare, tipico appunto di questa grande isola. È un'orchidea, ma un'orchidea veramente speciale, che ha una storia da raccontarci. Charles Darwin ricevette alcuni esemplari di orchidee del genere Angrecum che hanno una particolarità, uno sperone estremamente lungo. Questo sperone è l'organo del fiore che contiene il nettare. Il problema è che al tempo non si conosceva nessun animale, nessun insetto che avesse una proboscide così lunga da poter raggiungere il nettare. Darwin giustamente si domandò come poteva esistere questo fiore se non esisteva un suo impollinatore a cui lui potesse dare una ricompensa. Pensò che l'impollinatore esisteva ma non era ancora stato scoperto. Fu preso in giro dai suoi colleghi dell'epoca e, ironia della sorte, la falena venne scoperta 3 anni dopo la morte di Darwin e venne chiamata Sfinge predetta, Xanthopan morgani predicta, una sfinge che ha una spiritromba estremamente lunga.